Sono accusati di essere responsabili del tentato omicidio di un carabiniere in congedo, le 3 persone arrestate dalla Polizia di Stato per aver ferito con diversi colpi di pistola la notte del 6 ottobre scorso Mariano Ferro, 46 anni, all'uscita da una sala scommesse nella centralissima via Cavour a Palermo. Secondo gli investigatori che hanno identificato i componenti del commando, si tratterebbe di una rapina finita male. I 3, in agguato rapido e drammatico, affrontarono Ferro già salito sulla propria autovettura all'uscita dal locale. Uno dei malviventi, dopo aver intimato la consegna del borsello, ha esploso diversi colpi di pistola che hanno ferito il carabiniere in congedo all'addome, alla spalla e a una gamba. L'uomo venne soccorso dal 118 e sottoposto a un delicato intervento chirurgico salvavita. A incastrare i rapinatori sarebbero state tra l'altro le immagini riprese dalle numerose telecamere della zona. Le indagini della sezione antirapina della squadra mobile di Palermo si sono avvalse anche del contributo del Gabinetto regionale di polizia scientifica, che ha confermato che il delitto fosse maturato nella vicina Champagneria, zona rinomata per la movida notturna del capoluogo siciliano. Tra le persone colpite dal provvedimento di custodia cautelare figura infatti anche il gestore di un pub sito in via Spinuzza, dove si sarebbe svolto il summit preparatorio all'agguato. Come scoperto dagli investigatori, i rapinatori avrebbero atteso che la vittima predesignata uscisse dalla sala scommesse Caesar Luxury Palace. Prima lo hanno pedinato, poi lo hanno atteso e alle 4:40 hanno agito. Le accuse contestate ai 3 arrestati sono rapina aggravata, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d'arma da fuoco. Ora gli investigatori privilegiano l'ipotesi della rapina. Ferro aveva perso tutto il denaro. Una volta vicino alla macchina sarebbe stato avvicinato da 2 uomini a cui lo stesso Ferro avrebbe consegnato il borsello. A quel punto sono stati esplosi i colpi, 3 in tutto, che hanno raggiunto l'ex carabiniere. Adesso in carcere, oltre al migrante arrestato ad ottobre, c'è il gestore dell'Alex Pub di via Spinuzza, il 23enne Alessandro Bertolino. Insieme a lui sono stati arrestati Alessandro Latargia, 26 anni, e Antonino Randazzo, 35.